benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Palermo, ancora un'intimidazione ai danni della Sicily by Car. Incendiate nella notte a Villa Grazia di Carini una decina di auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom dell'azienda. Cittadini impauriti, panico anche per l'enorme nube di fumo causata dalle fiamme. Sempre a Palermo, una sedicenne peruviana e il fidanzato aggrediti e feriti a colpi di bottiglia e dopo la sparatoria di via La Lumia, esercenti divisi sulla proposta della prefettura di chiudere prima pub e ristoranti. Nel pomeriggio sit-in di protesta contro risse e movida violenta. Senza sosta ai morti sul lavoro. A Francofonte ha perso la vita un operaio di 35 anni schiacciato da una pedana carica di pannelli fotovoltaici. A Catania indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui è deceduto nella zona industriale Francesco Cannone, operaio e giovane calciatore molto conosciuto. A Palermo, studentessa di 22 anni, disabile, aggredita, molestata e derubata nel quartiere Ballarò. A Catania l'associazione Centro Famiglie dà sostegno alle vittime di violenza di genere, ma si occupa anche del recupero degli uomini che odiano le donne. Ancora a Catania, allarme dei sindacati, la ST Microelectronics rischia di rimanere senza acqua, facendo saltare il più grande investimento previsto per il Sud. Sta infatti per scadere il contratto di approvvigionamento idrico con la Sidra. Con 19 bandiere verdi, i pediatri premiano le spiagge più pulite e accoglienti della Sicilia, che si afferma seconda regione in Italia. A Modica la consegna delle bandiere verdi nella provincia iblea, che ne vanta ben 7. Teatro ad Agrigento, successo al Palacongressi per Villa Malgiocondo. I giovani, i protagonisti del progetto Pirandello, hanno interpretato i personaggi creati dal premio Nobel e guidati da Gaetano Aronica. Calcio al Massimino, i rossazzurri stasera tentano l'impresa contro l'Ascoli dopo il pesantissimo 4-0 dell'andata. 20.000 tifosi pronti a spingere la squadra di Domenico Toscano in una notte che vale stagione, orgoglio e futuro. Bentrovati, notte di paura dunque a Villa Grazia di Carini, in fiamme una decina di vetture nella sede di Sicily by Car, è la seconda volta. La struttura colpita si trova lungo la strada che collega la statale 113 a Via dei Pioppi. L'imprenditore Tommaso Dragotto dice: non abbiamo ricevuto richieste di pizzo. Marco Gullà. Ancora intimidazioni, ancora fuoco, in fiamme una decina di auto nel piazzale di una delle sedi di Sicily by Car. Un incendio è divampato la scorsa notte distruggendo i mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, inaugurato 2 settimane fa a Villa Grazia di Carini dall'imprenditore Tommaso Dragotto e scatenando un'enorme nube di fumo nero visibile dalla statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull'accaduto. Dragotto, scosso dalla nuova intimidazione, dice: abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ci sono 3 giovani che scavalcano la ringhiera, gettano benzina sulle auto e fuggono via. In 3 minuti hanno dato fuoco alle auto. E poi alla domanda se ha ricevuto richieste di pizzo, questa è la sua risposta. Nella maniera più assoluta e categorica, 0. Perché se ci fosse stata una pressione a questo l'avrebbero saputo già il comando carabinieri, assolutamente. Se io dico che ci sorrido direi una bugia, certamente la cosa dà molto fastidio, però noi non temiamo perché siamo pulitissimi. Quello della scorsa notte è il secondo episodio intimidatorio in 2 mesi nei confronti di Dragotto. Il 21 marzo sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo. Episodi su episodi, intimidazioni su intimidazioni. Sempre ieri a Palermo, in via Donorione, un incendio è stato appiccato davanti a una saracinesca in un'agenzia immobiliare.
Sempre a Palermo si è appreso solo oggi che nella notte fra sabato e domenica scorsa si è verificata una rissa in piazza Caracciolo. Una sedicenne peruviana e il fidanzato di 27 anni sono stati aggrediti e feriti a colpi di bottiglia. A scatenare lo scontro avanza la ragazza respinte che hanno provocato la reazione del fidanzato. Intanto, dopo la sparatoria di via La Lumia, la prefettura propone la chiusura anticipata di pub e ristoranti. Per alcuni imprenditori la misura danneggia soltanto gli esercenti, per altri invece potrebbe essere la soluzione più idonea. Nel pomeriggio in ogni caso sit-in di protesta contro risse e movida violenta. Marco Gullà. Più telecamere, più controlli e chiusura anticipata degli esercizi commerciali. La prefettura traccia la linea dopo la sparatoria che ha ferito una ragazza tra via La Lumia e via Quintino Sella a Palermo. Seppure non rientri tra le competenze fissare orari di chiusura degli esercizi commerciali, dalla prefettura si sottolinea l'opportunità di procedere ad una più efficace regolamentazione degli orari. Una regolamentazione che però spacca i commercianti. C'è chi dice che non è così che si risolvono i problemi per contrastare la criminalità, chi la ritiene una misura eccessiva, ma c'è anche chi sostiene che potrebbe essere una strategia efficace per arginare il fenomeno della criminalità durante la movida. Sì, però ci vorrebbero ancora più controlli. Nello stesso tempo vigilare dalle 8 in poi fino alle 11 e mezza, mezzanotte, che dopo mezzanotte all'1, alle 2 si crea un caos totale di ragazzini, ragazzi, cioè ubriachi, ragazzi fatti, tante cose. Che noi siamo d'accordo sull'anticipo dell'orario di chiusura da parte dei locali, dei pub, eccetera, eccetera, sull'idea anche di istituire più pattuglie e più controlli. L'unica cosa che mi sento di dire in questo momento, forse perché, come dire, reduce da tanta esperienza ormai, che queste cose quando succedono c'è appunto l'attenzione massima, quindi forze di polizia, di carabinieri, eccetera, eccetera. Poi, come naturalmente accade, tutto scema, tutto finisce. Oggi pomeriggio presidio delle associazioni dei residenti per chiedere ancora una volta massima attenzione e più presidi su via La Lumia e dintorni. 4 morti sul lavoro in un solo giorno in Italia, 2 in Sicilia. L'isola resta tra le regioni più a rischio. Già 18 le vittime dall'inizio del 2026 in Sicilia. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita nella zona industriale di Catania Francesco Cannone, operaio e giovane calciatore molto conosciuto in zona. Eva Spampinato. 4 morti sul lavoro in poche ore ieri in Italia, una nuova scia di sangue che riaccende l'allarme sicurezza nei cantieri, nei magazzini, nelle aziende. 2 delle vittime sono siciliane e si aggiungono al triste elenco delle 18 morti bianche avvenute in Sicilia dall'inizio del 2026. È evidente che il numero di morti sul lavoro continua a essere inaccettabile. Occorre rafforzare prevenzione, controlli e vigilanza perché la sicurezza deve essere garantita prima che accadono le tragedie. Ieri a Francofonte, nel Siracusano, un operaio ucraino di 35 anni è morto schiacciato da alcuni pallet contenenti pannelli fotovoltaici. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite un muletto. E sempre un muletto ha provocato la morte di Francesco Cannone alla zona industriale di Catania. Una tragedia che ha colpito profondamente l'intera comunità perché il 31enne, che lascia 2 figli piccoli, era molto conosciuto, un bravo giocatore di calcio del vivaio del Catania Calcio, che ha giocato poi in diverse squadre dilettantistiche del catanese. Si parla di un possibile problema al muletto, ma proprio per questo è fondamentale capire se il mezzo fosse pienamente efficiente, se fossero stati effettuati tutti i controlli e la manutenzione prevista e se le condizioni operative fossero adeguate. Pare che Francesco, che non era impiegato nell'azienda di logistica dove ha perso la vita, si sia lanciato dal muletto perché il mezzo non frenava più e poi è rimasto schiacciato. Ma le indagini chiariranno la dinamica. A Messina la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 20.000 euro a 2 responsabili di un'associazione che si occupa di disabilità.
e che sono accusati di aver truffato l'azienda sanitaria. Gli investigatori sono convinti che i due abbiano fatto falsificare le date delle prestazioni dei propri dipendenti per non superare i limiti previsti dalla convenzione con l'azienda e incassare il denaro. Entrambi sono stati denunciati. Attualità politica. Dopo le amministrative esplodono le tensioni nel centrodestra. Toni Da Rissa fra autonomisti e Lega. Intanto Lavardera e De Luca si preparano a mettere all'incasso il risultato ottenuto guardando al campo largo. Vediamo il servizio di Manlio Viola. Sale la tensione nella coalizione di governo in Sicilia dopo il risultato delle elezioni amministrative che nell'isola ha segnato un avanzamento del campo largo nei comuni prima governati proprio da sindaci di centrodestra. A Messina si dimette Antonio Barbera, segretario di Forza Italia nella provincia dello Stretto, dopo la conferma dello strapotere di Sud chiama Nord non solo nel capoluogo, ma è a Palermo che la tensione sale in 24 ore e raggiunge livelli da scontro. Il commissario di Forza Italia Nino Minardo chiede un incontro dei segretari di partito al più presto per registrare la coalizione, ma guarda anche all'interno del suo partito tirando le orecchie agli azzurri. Fratelli d'Italia dice chiaramente che così non si può andare avanti, ma i toni da rissa politica vengono dallo scontro fra autonomisti da un lato e leghisti dall'altro. Il coordinamento MPA Grande Sicilia parla chiaramente di divisioni preordinate che hanno portato alla sconfitta ad Agrigento come ad Enna e addita senza mezzi termini le scelte della Lega che ha spaccato il centrodestra nella città dei Templi e l'asse Lega-DC che si sarebbe spostato su Crisafulli ed Enna. Difficile un confronto dai toni sereni in questo clima, dicono gli autonomisti, ma dalla Lega la risposta è altrettanto pesante. Chi cerca lo scontro è il vero nemico della coalizione, dicono fonti leghiste. Uno scambio di accuse che fa salire la tensione e rischia di far slittare l'incontro chiesto da Minardo con un possibile rinvio a dopo i ballottaggi. A Palermo una studentessa di 22 anni con disabilità è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare mentre rientrava a casa nel quartiere Ballarò. A soccorrerla un passante che ha chiamato la polizia, sospettato un frequentatore della cosiddetta scala del crack, cioè il luogo dove si consuma la micidiale droga e dove sono frequenti gli episodi di criminalità. A Catania intanto sono stati illustrati i dati sui femminicidi dal 2010 a oggi nella sede dell'associazione Centro Famiglie, che si occupa del sostegno alle vittime, ma anche del recupero degli uomini violenti. Il fenomeno è in leggera diminuzione, ma Catania, rispetto alle città siciliane, è maglia nera, con 52 casi. Simona Mazzone. Dal 2010 ad oggi in Sicilia sono 163 le vittime di femminicidio. Anche se dai dati raccolti dall'associazione Centro Famiglie il fenomeno è in leggera diminuzione, Catania rispetto alle siciliane è maglia nera con 52 casi. Noi abbiamo fatto un lavoro molto approfondito di tutte le situazioni di femminicidio dal 2010 ad ora, è un dato un po' inedito, però ad oggi questo è, con alcuni centri con particolare riferimento, Caltagirone. Intanto i casi legati alla violenza di genere e ai maltrattamenti rimangono un'emergenza costante. Grazie a Dio noi abbiamo una ottima collaborazione con la Questura, credo che sono molto aumentate le denunce. Il Centro Famiglie con sede operativa a Catania è impegnato nel contrasto alla violenza su più fronti grazie a una rete con gli uffici della Questura e dell'UDEPE, l'organo ministeriale che gestisce le misure alternative alla detenzione, a Tamara Ollus e agli enti collegati. Accanto a loro il CUAV si occupa di avviare un percorso di consapevolezza e recupero con incontri individuali e di gruppo per gli uomini autori di violenza. Organizziamo dei percorsi di riflessione sugli agiti violenti che hanno compiuto. La parte più importante comunque è la loro consapevolezza. Solo nel 2026 sono stati 56 gli uomini che si sono rivolti spontaneamente al centro. Qual è la prima cosa che dite a un uomo che si presenta da voi? Sicuramente c'è una domanda per noi fondamentale, che è quella del riconoscere perché è qui. Intanto il 6 giugno torna a Catania l'evento nazionale I panni sporchi. Si lavano in pubblico con flash mob per dare un segnale unitario contro la violenza. È importantissimo tutto questo. Ancora a Catania, dopo le fiamme agli orti di Cibali e alla timpa di Leucatia, cresce la paura per possibili nuovi incendi. C'è una situazione delicata a Barriera, dove un'ampia area in abbandono è a ridosso di una scuola.
Tonino De Mana. Una proprietà privata per un pubblico pericolo o un pericolo pubblico. Dopo le fiamme agli orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia, cresce la paura a Catania per ampie zone di terreno incolte che potrebbero innescare altri incendi. Sempre più delicata la situazione in via Riccardo Quartararo a Barriera, dove le sterpaglie secche sono a ridosso del muro perimetrale dell'istituto comprensivo Italo Calvino. Più che legittime le preoccupazioni dei genitori, degli alunni e dei residenti, che sollecitano interventi prima che sia troppo tardi. In questo momento è una bomba vera e propria, perché nel periodo degli incendi, nel periodo di tutto quello che sta succedendo, qua c'è, in primis c'è una scuola, poi ci sono le case. Ci diranno sicuramente che questa è una proprietà privata e quindi deve intervenire il privato, ma se il privato non interviene, il comune non interviene, chi deve intervenire? Il fuoco, dobbiamo scappare di notte, di giorno, i ragazzi, si sta finendo la scuola, ma la scuola c'è. Sono state fatte diverse segnalazioni anche per quanto riguarda la pulizia in generale della zona. A settembre si ricomincia. Come lo troveremo questa zona? Mi auguro che sia sistemata, non ne sono certa. Un'altra bomba ecologica si trova a ridosso del viale Tirreno. Qui l'area trasformata in una mega discarica è stata già interdetta dalla polizia locale, anche se qualcuno ha strappato gli avvisi, ma per la bonifica non ci sono ancora tempi certi, colpa, neanche a dirlo, di pastoie burocratiche. Ancora a Catania la ST Microelectronics rischia di rimanere senza acqua, facendo saltare così il più grande investimento previsto per il Sud al momento. Motivo? Sta per scadere il contratto di approvvigionamento idrico con la Sidra. E per questo i sindacati chiedono al Comune una risposta urgente. Eva Spampinato. 400 metri cubi d'acqua all'ora è su questo numero che oggi si gioca il futuro del più grande investimento industriale previsto nel Sud Italia. A lanciare l'allarme sono i sindacati di ST Microelectronics Catania che chiedono risposte immediate sul contratto idrico tra l'azienda e la Sidra. Il 1° aprile alla Regione Sicilia, davanti all'assessore Tamaio e al nostro sindaco Trantino, l'azienda è stata chiara. C'è tutta la volontà di continuare nell'investimento annunciato, ma precondizione affinché tutto questo accada è la sicurezza dell'approvvigionamento idrico entro giugno. Perché senza quell'accordo necessario entro giugno 2026 STM potrebbe fermare la nuova fase del progetto sul carburio di silicio, strategico per microchip e tecnologie avanzate. Se questo non accadrà, ci sono dei responsabili con un nome e un cognome, a partire da chi amministra questa città, per finire alla Regione e persino il Ministero. In gioco non c'è soltanto una trattativa tecnica, ci sono posti di lavoro, sviluppo industriale e il ruolo di Catania nella partita internazionale dell'innovazione. Quando le nostre istituzioni non sono in grado di fornire il minimo di strumenti infrastrutturali, mi chiedo, sono incompetenti o peggio ancora, sono complici della desertificazione industriale del nostro Paese? Mare adesso, con 19 bandiere verdi i pediatri premiano le spiagge della Sicilia, seconda regione in Italia la nostra, e il podio conferma la qualità delle nostre coste. A Modica c'è stata la consegna delle bandiere della provincia Iblea, che ne vanta ben 7. Veronica Barbarino. Da Balestrate a Campobello di Mazara, da Menfi a Lipari passando per Pozzallo, i pediatri italiani premiano con 19 bandiere verdi la Sicilia. L'isola si conferma tra le mete ideali per le vacanze delle famiglie con bambini. Seconda regione in Italia, dopo la Calabria e prima della Sardegna, tra le province dell'isola spicca Ragusa, con ben 7 località premiate lungo tutta la fascia costiera. Un risultato importante celebrato a Modica, che per la prima volta ottiene il vessillo. I pediatri si basano sulla loro esperienza professionale, sulle caratteristiche ambientali, perché ci deve essere praticamente una spiaggia vivibile, ma anche servizi per le famiglie, perché quando una famiglia va in vacanza è tutta la famiglia che va in vacanza, per cui si devono divertire tutti, però servono anche dei servizi. I criteri di selezione sono rigorosi, devono esserci spiagge con fondali bassi, spazi adeguati, servizi per bambini, presenza di bagnini e un ospedale pediatrico vicino. Ma serve anche un ambiente vivace e stimolante, dove i più piccoli possano socializzare e sviluppare capacità sensoriali e relazionali. Ma da quali spiagge stare lontano secondo i pediatri? Quella dove non c'è il servizio di salvataggio.
perché il relax è importante, ma con i bambini al mare attenzione e sicurezza devono sempre venire prima di tutto. A Agrigento successo al Palacongressi per Villa Malgiocondo, lo spettacolo che ha chiuso la stagione teatrale Riflessi culturali, di scena ai giovani protagonisti del progetto Pirandello, guidati da Gaetano Aronica, servizio di Davide Sardo. Applausi e grande emozione al Palacongressi per Villa Malgiocondo, lo spettacolo che ha chiuso la stagione teatrale Riflessi culturali. Sotto lo sguardo dell'Efebo di Agrigento, i personaggi di Luigi Pirandello sono tornati in scena grazie al lavoro di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe. Villa Malgiocondo è una casa di cura sospesa tra realtà e fantasia, un luogo dove vivono i personaggi delle opere pirandelliane tra dolore, dubbi e voglia di riscatto. Sul palco anche Gaetano Aronica nel ruolo del dottor Luigi, guida di queste anime tormentate. Pirandello ha tante facce quante ne ha il mondo e forse anche di più, aveva previsto più o meno tutto e noi siamo felici di farci, come dire, messaggeri delle sue opere. Lo spettacolo ha unito storie tratte da opere celebri come L'uomo dal fiore in bocca, Così è se vi pare e Il fu Mattia Pascalla. Protagonisti anche gli allievi del progetto Pirandello, il laboratorio teatrale promosso al Parco Archeologico della Valle dei Templi. I ragazzi hanno seguito didatticamente quelle che sono le principali teorie e tecniche dell'attore del Novecento. Se attraverso queste tecniche legate alla prosodia, legate al movimento fisico, hanno potuto a poco, dai primi di ottobre fino adesso, seguire un percorso. Una serata intensa che ha emozionato il pubblico e chiuso tra gli applausi la stagione teatrale del Palacongressi. Torniamo a Catania per l'orgoglio e per la maglia. Il tifo rosazzurro riempirà il Massimino, ma ribaltare il 4-0 di Ascoli è un'impresa ardua. Ecco l'umore dei tifosi al microfono di Tonino De Mana. Nonostante tutto il presidente Pelligra ci crede ancora, lei ci crede? Io sì, ci credo. È una questione di orgoglio più che di risultato, anche perché ribaltare il 4-0 di Ascoli è quasi una missione impossibile. Una cosa è certa, il tifo organizzato sarà sugli spalti del Massimino a tifare, urlare, gridare e perché no sognare la rimonta. Curva Nord e Curva Sud insieme per un unico ideale, una scelta d'amore per rispetto della città e a difesa di un'identità. Noi questa maglia non la rinnegheremo mai, loro devono vergognarsi di aver fatto una partita così. I ragazzi dovranno fare di tutto per poter ribaltare questo risultato e portare gioia alla città di Catania. La città l'hanno fatto diventare un disastro. Non mi dica che lei su questa panchina la domenica parlate ancora della partita dell'andata? Certo, ma ora per esempio ci saranno molti tifosi che andranno allo stadio, ma per vedere cose. Già biglietto comprato, tribuna abbonato, prelazione fatta. La domanda è: andrò al 90%? Non credo. Tu non vai perché non ci credi oppure perché sei sfiduciato dopo la gara dell'andata? Sono sfiduciatissimo. Attesi 20.000 spettatori per una partita in salita, praticamente una montagna da scalare, ma nel cuore di ogni tifoso rimane sempre una speranza. 5-0 per noi, sono fiducioso. 4-0, non basta, e poi vinceremo nei tempi supplementari. Lei è ottimista? Speranzosa. Domani ti sposi, il regalo di nozze che vorresti? La vittoria del Catania, no? Catania-Ascoli? 5-0. In bocca al lupo naturalmente. E facciamo la pausa subito dopo il calcio dei giocatori con il Catania che stasera appunto tenterà l'impresa al Massimino contro l'Ascoli. State con noi. Calcio, un aggiornamento da Palermo sulla mala movida. Entro il prossimo fine settimana sarà in vigore una nuova ordinanza per regolamentare la movida, appunto dopo quella che limita, diciamo, le attività di pub e ristoranti fino all'1 di notte. E questa nuova ordinanza dovrebbe prevedere la limitazione della vendita dell'alcol oltre una certa ora e inoltre il contrasto agli abusivi. Ne ha dato notizia l'assessore Forzinetti. Vedremo gli sviluppi e le reazioni. Torniamo al calcio, questa sera al Massimino il ritorno della semifinale dei playoff tra Catania e Ascoli. Si parte dal 4-0 per i marchigiani, eppure avete visto poco fa sono previsti 20.000 tifosi che proveranno a spingere i rossazzurri. Francesco Triolo.
A caccia di un miracolo, un'impresa di quelle da scrivere nella storia, il Catania stasera alle 21 al Massimino contro l'Ascoli gioca per la città, per la maglia, anche per la stessa dignità di un gruppo che nella gara d'andata ha distrutto un campionato con una prova pessima. Il 4-0 dell'Ascoli ha teoricamente chiuso la partita, ma c'è nella squadra di Toscano la volontà di giocarsi il tutto per tutto. È una partita di calcio, tutto può accadere, ma la gara di questa sera è quanto di più complicato ci sia. In 20.000 avevano acquistato il biglietto per una serata di gloria, adesso sono pronti a spingere i rossazzurri, poi a fine partita si vedrà e si potranno tracciare i bilanci. Sul fronte squadra poco importa chi giochi, Menez è squalificato, non sono nelle migliori condizioni giocatori come Di Tacchio, Casasole e Cicere. Che squadra metterà sul Toscano, quindi è tutta da vedere. Di sicuro è che i calcoli non valgono a nulla in partite come questa, verrebbe da dire o la va o la spacca, altro no. L'Ascoli arriverà al Massimino con la consapevolezza della propria forza, vista per tutto il girone di ritorno da parte della squadra di Tomei e anche nella partita dell'andata. Il presidente rossazzurro, Rosario Pelligra, ha cercato di caricare squadra e ambiente. Ci credo, ha detto, ma ha chiesto orgoglio e una reazione. I tifosi ci saranno. Il comunicato delle curve è stato chiaro, sia in termini di sostegno alla squadra nei 90 minuti che nella durezza di un obiettivo che comunque si sta vedendo sfumare via dopo una lunga e intensa stagione. 90 minuti per evitare che siano gli ultimi 90 minuti. Il Catania ci prova. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.